Ecco, siamo arrivati alla conclusione della 35esima giornata, perché stasera c'è ancora una partita per concludere, però in realtà le partite più importanti sono state completate appunto in questo weekend calcistico, che tra parentesi è un po' da un certo punto di vista è positivo che le squadre italiane siano nelle coppe ovviamente internazionali, però non è stato probabilmente controllato il calendario, un calendario anche molto falsato dai mondiali del Qatar, e quindi di conseguenza non si possono tutelare le squadre che sono in Coppa, e quindi ci sono stati delle partite anche nei prossimi turni, ci saranno delle partite molto importanti, con di mezzo speriamo l'avanzamento nelle coppe. Mancano 3 giornate alla fine del campionato, qualche piccolo scossone, una tendenza è venuta fuori, ne parleremo sia in testa alla classifica, al di là del Napoli che è già campione d'Italia, e anche in coda alla classifica, e staremo a vedere insomma quello che penserà il nostro editor in chief di Sportal, Mauro Corno, che lo introdurremo tra pochissimo. Nel frattempo andiamo a omaggiare il nostro padrone di casa, che è silviamusicradio.it. Le trasmissioni le facciamo in streaming per adesso, dopo il periodo appunto tra pandemia e l'utilizzo ovviamente l'avvento dello streaming, ma torneremo in presenza. Il ricordo che siamo presenti sui vari social, da ovviamente Facebook, Instagram, ma anche il canale YouTube e Twitch, e poi abbiamo il nostro angolo collegato diciamo alla beneficenza, all'associazione Conosci Frederick, la ricerca per la cerca e la cura della tassia di Frederick, www.per-emma.it, unisciti alla campagna. Ovviamente noi seguiamo questa associazione che studia una malattia rara. Bene, abbiamo parlato prima di Sportal.it, e quindi non possiamo altro che introdurre il suo editore. Eccoci qua. Ciao Mauro. Ciao a tutti e grazie per l'invito. Naturalmente mi fa sempre molto piacere quando mi inviti. Allora, mi fa molto piacere, anche perché poi, parlando appunto di questi ultimi anni, la comunicazione, l'informazione sportiva ha avuto dei grossi problemi, lo sappiamo poi in generale, quindi mi fa molto piacere che ovviamente tutto è stato scollinato nel migliore dei modi, e Sportal è una realtà molto ormai ben qualificata, insomma. Sì, dai, ormai è una ventina d'anni che ci siamo. Io a dire il vero, ci sono dal millennio precedente, per cui ho messo le radici finché non mi mandano via. Io resisto, dai. Certo. Siamo contenti perché chiaramente anche per noi c'è stato un periodo duro, come per Esatto. tutti, però ne siamo venuti fuori e siamo contenti perché alla fine vuol dire che tutto sommato il nostro lavoro piace, noi ci mettiamo tanta passione e ci auguriamo che i nostri lettori siano felici di questo. Vediamo un attimo se riesco a far vedere dunque, eccolo qua, condividiamo un attimo la prima pagina attuale, eccola, non riesco a vedere l'altra dove è andata a finire, eccola qua, quindi Sportal.it, e poi ci sono tutte le varie notizie, come vedete, clamoroso a Roma, infortunio Pogba, c'è la lesione, insomma una tragedia per questo giocatore, veramente dai muscoli molto, molto delicati o usurati probabilmente. Poi ci sono tutte le altre notizie molto, molto interessanti, ovviamente, che vanno sul calcio internazionale inteso con le coppe, ma anche quello interno, e ovviamente anche tutti gli altri sport, e questa è la bellezza anche di questo sito ben preciso. Bene, allora Mauro, iniziamo una settimana di passione, no? Perché è una settimana di passione, c'è stata, passiamo da quella precedente a quella successiva, che speriamo riesca a dare dei risultati, insomma dei verdetti positivi per il calcio italiano. Qual è il tuo pensiero, visto che mi piace molto sentire le persone sul calcio italiano, perché ci sono molti detrattori, no? Invece questo periodo qua sta andando bene.
Sì, l'hai detto giustamente tu, probabilmente i vertici del calcio italiano credono così poco nel calcio italiano che hanno fatto un calendario che non presupponeva l'avanzamento nelle coppe, perché è veramente un calendario pazzesco. In questo momento abbiamo 2 squadre in semifinale di Champions League, ne abbiamo altre 3 in semifinali di altre coppe europee, comunque sono tante, vuol dire che è l'anno della rivincita di questo calcio italiano tanto vituperato, perché comunque purtroppo non dobbiamo dimenticare che sono 2 edizioni di fila che saltiamo ai mondiali e sono devastanti a livello di immagine, anche se in mezzo abbiamo vinto gli europei, però non voglio sminuire chiaramente il trionfo londinese della squadra di Mancini, però 2 mondiali di fila, sai, la prima volta c'era l'alibi, qualcuno dava la colpa a Ventura, e la seconda volta come facciamo? Siamo andati fuori contro la Macedonia del Nord, quindi insomma la situazione non è rosea, non ci sono attaccanti, o meglio quelli che ci sono segnano poco, ci sono tanti problemi. Ecco, però invece per quanto riguarda l'Italia in Europa abbiamo una finalista di Champions sicura, avevamo nei quarti di finale 3 squadre, quindi comunque ci siamo ben disimpegnati, anche in altre coppe stiamo facendo bene. È chiaro che in questo momento il calcio italiano non è a livello di una Premier League, per fare un esempio, no. Però non siamo neanche ai tempi d'oro dei 3 olandesi, per fare l'esempio di Platini o di Maradona. Tuttavia non stiamo così male, lo dimostra anche il fatto che ci siano tante squadre che giocano bene, tanti giocatori che vengono volentieri a giocare in Italia, e comunque in effetti non possiamo dire che ci siano partite brutte nel calcio italiano. Ci sono, come negli altri campionati, ma anche gare divertenti e imprevedibili ne abbiamo viste. Beh, mi fa piacere che non ci sono delle partite brutte, perché io veramente ci sono dei personaggi, specie poi sappiamo, no? Sui social, ma io parlo di operatori del settore proprio, no? Dove, guarda, ma dove vuoi andare quando c'è, non so, Empoli Spezia, quando poi all'estero? No, vorrei dire che anche all'estero ci sono le partite di basso livello, quindi non vuol dire, c'è sempre questa tendenza a vedere che dall'altra parte la cosa... sai cosa? Io credo, scusa se interrompo, io credo sia anche un problema cioè ormai troppo spesso si guardano la televisione le partite, ma una partita dal vivo ti esprime molto di più. Mi hai citato lo Spezia, io sono stato a vedere Spezia-Monza. Io consiglio a tutti di andarsi a rivedere il secondo gol del Monza, ed è manuale del calcio, un'azione di livello eccezionale. 3 passaggi da Sensi a Macina, Carlos Augusto, e parliamo di 3 calciatori di grandissimo livello. È un gol incredibile, e vederlo dal vivo, io avevo gli occhi sgranati, perché hanno fatto 3 passaggi incredibili. C'è il passaggio io parlavo con un mio amico, mi diceva, noi dalla televisione il passaggio di Macina, poi l'ho rivisto, ma che traiettoria arcuata ha dato la palla. Sì, ha toccato un pallone in una maniera magica. Io stravedo per Macina, per fare un esempio. Però credo che molto spesso le critiche nascono dal fatto che magari da casa si vede tutto in una maniera, sai, si è sul divano, sul salotto, si mangia le patatine, si beve la birra, non si vede il gol, e allora si diceva che noia questa partita. Però scusami, quando ho capito benissimo il tuo ragionamento, quindi c'è un'informità verso il basso neanche nella contemplazione, nell'assistere a una partita, però io lo vedo proprio da operatori del settore, no? Che vanno, per esempio, io non ho ancora scritto un articolo, ma lo scriverò prossimamente. Io fino a qualche mese fa sentivo, però adesso dove vogliamo andare, visto che il calcio portoghese ormai ci ha superato. Allora, al di là del fatto che il calcio portoghese ha un movimento e parte da un popolo che ha poca popolazione, no? Quindi, e poi sì, certo, il Benfica, l'ha detto anche il suo allenatore Schmidt, ha investito 4 miliardi, non so che cifra hanno investito in tutto questo ultimo periodo, quindi hanno messo tanti di quei soldi. E poi ricordiamoci che c'è un certo Mendes che pubblicizza i suoi giocatori all'interno delle varie realtà, no? Quindi anche nella nostra realtà italiana. Ecco, voglio dire che praticamente 4 squadre portoghesi hanno incontrato
3 squadre italiane che li hanno fatto fuori, quindi io direi che in questo momento sentir parlare del calcio portoghese, con tutto il rispetto, perché è una scuola, è una tradizione, come del resto deve esistere veramente grande rispetto nei confronti della nostra tradizione, perché non siamo gli ultimi in classifica. Cosa ne pensi? Ma penso che se andiamo a vedere Benfica Porto è un po' di maniche, ma se andiamo a vedere magari già Sporting Braga, Portimonense, magari lo spettacolo non è così elevato. Però il rapporto tra le squadre italiane, no? Spingono, il calcio italiano è sceso perché quello portoghese è salito. No, non è vero, non è vero, con tutto il rispetto del calcio portoghese. Non è vero, ma tra l'altro vengono prese ad esempio 2 squadre che sono forti, perché il Porto e il Benfica sono 2 belle squadre, quindi comunque è facile fare il paragone con il calcio portoghese prendendo le 2. Cioè, ribadisco, andiamo a vedere le partite del calcio portoghese di basso livello, una Serie A, ritmi lentissimi, palla che prima di arrivare nell'area avversaria fa 250 passaggi, non è così. Non è così, in realtà io mi immagino se una squadra di bassa classifica italiana dovesse giocare con una squadra di bassa classifica portoghese, vincerebbe quella italiana. Perché comunque, no, ma anche perché poi è vero che succede anche in Italia, però in Portogallo, in tutta la storia del calcio portoghese, hanno vinto lo scudetto, se non sbaglio, soltanto 4-5 squadre, e negli ultimi 30 anni o lo ha vinto il Benfica, lo ha vinto il Porto con qualche incursione dello Sporting di Lisbona, perché loro si incazzano tantissimo se si usa il termine Sporting Lisbona. Loro sono Sporting Clube, e a me lo spiegava Ivone De Franceschi, che ricordiamo nel Padova, e lui vinse il campionato in Portogallo nel 2002, credo, e lui mi spiegò, ma guarda che comunque, attenzione, tanto è vero che la Juventus, forse ricorderai, qualche anno fa sbagliò nel chiamare lo Sporting sui social e loro si arrabbiarono per questa cosa, perché la denominazione, comunque, onore al calcio portoghese, onore ai campioni che ha espresso il Portogallo. Quest'anno purtroppo abbiamo perso Fernando Gomes che ha vinto per 2 volte la Scarpa d'Oro negli anni. Poi noi ricordiamo che Nuno Gomes in Italia aveva anche altri Figo, ovviamente Rui Costa, quindi comunque adesso dire che il calcio italiano è inferiore a quello portoghese è un'esagerazione, non siamo mai contenti. Esatto, è proprio un'esagerazione e mi incavolo abbastanza riguardo a questa cosa qua. Comunque, andiamo avanti, questo è il mio problema, evidentemente. Senti, allora siamo alla vigilia, dopo entriamo anche nelle pieghe del campionato. Comunque siamo alla vigilia di questa partita pazzesca, bellissima. Anche questo andare a rimarcare, no? Perché non è che ci siano grandi possibilità di poter fare delle finali o delle semifinali tra 2 squadre della stessa città. Capita raramente e Milano è, diciamo, una capitale in questo senso. Come vedi, perché c'è da una parte un richiamare alle armi, richiamare le fila, il Milan, cercare quindi squilli di trombe per cercare di tirarsi su, dall'altra parte zitti, cercare di fare la partita, essere abbastanza sotto traccia per andare comunque a colpire con la forza di quest'ultimo periodo. Però attenzione, può essere stato anche un momento veramente di un passaggio di quella prima parte della partita dell'andata iniziale in cui il Milan non è entrato in partita, poi dopo il Milan era in partita, quindi quel momento storico ha regalato 2 gol, però alla fine possono essere segnati ovviamente anche negli ultimi 5 minuti domani sera. Sì, allora, siamo sinceri, il Milan in questo momento ha un piede e mezzo fuori dalla Champions League, quindi scenderà in campo dal punto di vista emotivo probabilmente più tranquillo, mettiamola così, perché comunque quello che è successo. È vero che adesso i gol in trasferta pesano meno rispetto a qualche anno fa, però è pur sempre perso con 2 gol di differenza, e quindi quella differenza la devi tirare fuori domani. Il Milan non è in buon momento, abbiamo visto, ha perso la Spezia, c'è stato poi questo finale con il chiarimento dei tifosi, quello poi magari se vuoi ne parleremo, perché è un'anomalia del calcio italiano, quella che si va a dare un chiarimento ai tifosi a fine gara, però è ovvio che comunque è una montagna
da scalare molto alta, perché al di là di tutto l'Inter, al di là del 2-0 con cui ha vinto la gara di andata, è in forma. In questo momento è una squadra in forma, quindi è una squadra a cui è difficile fare gol e soprattutto è una squadra che ti può fare gol da un momento all'altro. E poi ha delle scelte, e poi ha anche più scelte, no? Ha più scelte, ha fatto delle scelte coraggiose Inzaghi, per esempio, anche perché comunque doveva scegliere un centrocampo, nella gara di andata ha sacrificato giocatori che comunque difficilmente si lasciano in panchina in gare del genere, però alla fine ha avuto ragione lui. È vero, dura 180 minuti, quante volte abbiamo detto prima per cominciasse questa semifinale, questa semifinale durerà 180 minuti e magari anche di più. Oddio, adesso perché duri di più ci sono 2 gol di differenza, non facile, visti anche i precedenti. Anche perché poi al di là del livello, dello stato fisico di Leao, che dovrebbe giocare, essere della partita, magari non sarà al massimo, quindi anche lì scattare avrà qualche problemino. Io non penso che vadano allo sbaraglio subito, perché altrimenti sarebbe deleterio, perché l'Inter privilegerebbe anche un gioco di rimessa, non troppo bassi, però per cercare di andare a far male. Quindi la partita la devono fare loro, cioè il Milan la deve fare. E Leao è un giocatore di rimessa, quindi comunque in effetti benissimo Leao, forte, portoghese, tutto quello che vogliamo, tutti i pregi li possiamo mettere, però il Milan predilige il gioco di rimessa. Predilige il gioco di rimessa o perlomeno una ripartenza da centrocampo. Infatti però, sì, esatto, però domani insomma non credo sia il modo di impostare la gara, perché l'Inter... Se tu fossi Pioli, no? Qualcosa devi inventarti, no? La volta scorsa non c'è Leao, mette Saelemaekers, che stranamente ha inibito pensavo veramente che fosse una sorta di arretramento per ripartenza di Theo Hernandez. Theo Hernandez è rimasto molto ma molto dietro, quindi ha sofferto Dumfries invece. Dall'altra parte, da destra c'era Brahim Diaz, facendosi male Benasser. Brahim Diaz è andato al centro. Cosa inventeresti in una situazione nuova? Perché qualcosa devi fare, devi scompaginare, altrimenti rimetti i tuoi e speri che qualcosa cambi, no? Indubbiamente. Qualche idea ce l'avrei, vediamo se tu hai un pensiero riguardo a questo. Ma io allora credo che innanzitutto Pioli debba fare i primi 10 minuti veramente con piglio, cioè deve entrare in campo all'arma bianca, a mio parere, perché è vero che se prendi un gol diventano 3, ma se fai uno riapri la qualificazione. Cambia tutto, certo. Se tu invece parti ragionando, perché l'Inter cosa farà? L'aspetterà, no? Raffredderà la partita. All'Inter chi fa fare di buttarla sui ritmi elevati fin da subito? Inzaghi si sarà tranquillo, pungerà un po' il contropiede, i grossi palleggiatori, a Barella che disturba tutti che impedisce che la manovra avversaria sia fluida, quindi a questo punto cosa può fare il Milan? Innanzitutto, giustamente citavi Hernandez, deve puntare molto sulle sue folate offensive, deve cercare di innescarlo il più possibile e presidiare l'area avversaria con il maggior numero possibile di giocatori, perché comunque può saltare fuori il gollettino sporco e la palla buttata in mezzo. Cioè, questa partita per riaprirla devi riaprirla secondo me con un episodio, perché comunque le forze in campo sono talmente simili e l'Inter parte comunque da un vantaggio che le dà diciamo la possibilità di giocare in una certa maniera, quindi una maniera molto, non dico serena dal punto di vista emotivo, ma le consentirà di giocare comunque, neanche usando il termine in difesa, giocando con 3 risultati validi, perché comunque se l'Inter perde anche con un gol di misura, con un gol solo passa il turno, quindi comunque ha tutto dalla sua per decidere come giocare l'Inter. Secondo me Inzaghi cercherà di tenere i ritmi bassi fin da subito, mentre Pioli, al contrario, deve cercare di alzare i ritmi con gli uomini che ha a disposizione. Sì, prego.
Sì, no, e chi può cambiare il ritmo è soltanto, secondo me, un Teo Hernandez, cioè un giocatore di questo genere qui, comunque che riesca a spingere, e Leao anche, fare partire magari un pochino più da dietro Leao per fargli prendere velocità, perché sennò l'Inter ti aspetta lì e ciao. Ma io ho visto ma non solo nelle partite clou, perché Inzaghi si è specializzato quasi a affrontare al meglio, ma i giocatori ovviamente vedono in queste partite il massimo da dover spendere, quindi a livello di energie psicofisiche lo vediamo, perché sono partite in cui in teoria non viene sbagliato nulla. Io ho visto che effettivamente si sono presentati sempre molto bene, e nella partita precedente, appunto all'andata, c'è stata un'aggressività, una capacità di anticipo, un ritmo elevato nella prima parte che proprio ha annichilito il Milan. Ho visto il Milan con lo Spezia, l'ho visto sotto fisicamente lo Spezia, specie nel secondo tempo, quindi è una squadra che non so quanto possa aumentare il ritmo, al di là delle performance personali di Teo Hernandez, di Ibrahim Diaz, di lo stesso Leao. Io non vedo questa accelerazione, mentre invece su un'impostazione di base dell'Inter vedo un'accelerazione della palla che gira, e che quindi non so quanto il Milan riesca a bloccare questa accelerazione. Quindi è una carta che l'Inter si può giocare non da subito, però quando vuole può accelerare. È vero, però se il Milan non tenta di partire in maniera rapida, l'Inter incarta la partita. Cioè, se il Milan parte sui ritmi dell'Inter, sono 90 minuti da 0-0 con 0 occasioni, secondo me. Poi magari finisce 5 pari, però sulla carta, se il Milan si adegua ai ritmi dell'Inter, i ritmi dell'Inter non saranno elevati. Quindi comunque o il Milan ce la fa a gettare ancora dello scatole e alzi i ritmi, se no diventa veramente sì che poi sentiremo i Soloni dire questa stagione del calcio italiano abbiamo dormito 90 minuti di noia. Quindi non mi hai detto come atteggiamento, non mi hai detto dei cambi proprio di natura tattica. Cambieresti qualcosa? Se fosse Pioli non potrebbe cambiare, per dire, non so, faccio una difesa a 4, di modo che io sposto un terzino su Dumfries e svincolo magari, che ne so, in sovrapposizione Teo Hernandez, metto un centrocampista sulla sinistra, oppure metto Origi che ha fatto bene la partita nel secondo tempo contro l'Inter. Cioè, cosa faresti? Pensi che potrebbe cambiare qualcosa veramente di drastico oppure no? Allora, se togli un uomo centrocampo, Pioli secondo me è una tragedia, perché il centrocampo dell'Inter è talmente forte che comunque si va per una superiorità numerica e non arriva un pallone dall'altra parte. Quindi comunque io uno svuotamento del centrocampo rossonero, comunque un centrocampo rossonero meno munito per una difesa a 4 comunque, e 3 centrocampisti, una mezza punta e 2 attaccanti, insomma è a rischio. Cioè, di fatto io credo che Pioli parta anche da un presupposto, sapere come sta Leao, perché mai come in questa partita io credo che il Milan si debba aggrappare a questo giocatore per fare la differenza. Quindi Pioli sa benissimo se Leao a 90 minuti, se Leao a mezz'ora, se Leao forse non ha nemmeno quella, però deve giocare comunque. Quindi ripeto, io tatticamente non credo che Pioli operi delle grosse variazioni rispetto al suo modo di giocare. Chi che metteresti al posto di Benasser in copertura avanzata, ma anche per far del gioco lì davanti, su Çalhanoğlu? Saelemaekers o lasci Ibrahim Diaz? Ma entrambi non è che siano dei grossi, cioè Benasser ha delle caratteristiche, forse solo Tonali potrebbe andare a creare problemi, ma lì te lo vai a bruciare in fase di costruzione. Tonali non lo sposti, Tonali Cruz non li sposti, metti Saelemaekers, chi è che metti? Sì, non credo proprio Rebic per quello che ha fatto, cioè voglio dire, al di là di tutto, cioè questo sì, sì, le soluzioni sono queste, però anche Brahim Diaz
Dio, è uno che in teoria potrebbe fare male, metterlo a disturbare Çalhanoğlu fa sì che comunque lo costringe a fare un lavoro sporco, comunque di ripiegamento, che poi ti toglie quell'energia, quella verve magari davanti, e il Milan deve fare 2 gol. Cioè, secondo me dobbiamo partire da questo presupposto, che chiaramente il Milan, che a mio parere appunto un piede e mezzo fuori dalla Champions League, deve pensare più a fare gol che non a impedire all'Inter di farne, ecco. Quindi vabbè, è un'affermazione saggia, non deve fare gol, e quindi vabbè, allora quindi vedremo un Origi sulla sinistra, un Brahim Diaz a destra e forse un Messias o Saelemaekers a destra. Sì, è anche un'affermazione un po' democristiana, nel senso che diciamo facciamo così, però cosa cioè è una settimana di Champions League. Certo, va bene, dai, senti, visto che siamo in Champions League, andiamo un attimo a vedere anche l'altra semifinale. Che impressione ti sei fatto tra il Real di Ancelotti e ovviamente il City, che gioca in questo modo sempre un po' da sperimentatore di Guardiola, con 4 giocatori un po' chiamiamolo così, mezzi fantasisti di velocità che si infilano dentro per erogare più palloni a quel cristone che è in mezzo all'area, che si chiama Haaland. Sì, allora tornando al discorso che facevamo prima, io sento troppa gente dire che quella è la vera finale, che comunque è nettamente favorita la squadra che verrà fuori la semifinale stellare, mentre la milanese sarà la sfavorita. Non è così, perché poi in 90 minuti può succedere di tutto. Allora, la prima semifinale tra le 2 squadre si è chiusa in pareggio. È ovvio, il Real Madrid nel primo tempo è riuscito a reggere e addirittura andare in vantaggio. Poi c'è stato questo gol di De Bruyne che ha rimesso tutto in discussione. Banale dire che tutto gira intorno ad Haaland, anche perché tornando sempre sul discorso che facevamo prima, un conto è fare 5 gol in Premier League, un conto è segnare gol decisivi in Champions. Con Real Madrid, diciamo, l'Haaland ha creato più spettacolo, è stato il padre in tribuna a litigare con i tifosi, perché adesso non stiamo a discutere Haaland Junior, perché saremmo abbastanza presuntuosi, perché stiamo parlando di un'ira di Dio, però Ancelotti, con i suoi giocatori esperti e forti, perché comunque la difesa del Reale è fatta di giocatori esperti e forti, è riuscito a limitarlo. È un 2 o 3 giocatori giovani veloci. E poi l'attacco del Real Madrid può fare gol quando vogliamo. Cioè, ricordiamo che c'è un pallone d'oro in mezzo lì e c'è questo Vinicius che ragazzi sono andati a prendersi in Brasile un grandissimo giocatore, quindi City favorito secondo me indubbiamente, perché però ragazzi dall'altra parte c'è in panchina uno che fa paura affrontare, quindi perché ne sa una più del diavolo e ha vinto 26 trofei in carriera, ragazzi, cioè, non ce l'ho dietro, non l'ho caricato, ma avevo la lista dei, come si dice, il palmarès dei trofei. Chi ha vinto più trofei a livello internazionale, europeo internazionale, il primo è Ancelotti. E se torniamo al discorso precedente, lo ribadisco ancora qua, nei primi 10 ci sono 4 o 5 italiani, no? In un modo o nell'altro, oppure gente che comunque, uno come Mourinho, che è transitato comunque nella realtà italiana. Quindi insomma, vabbè, chiudiamo il discorso, altrimenti siamo pesanti, no? Dal punto di vista. Comunque, se vogliamo di allenatori, ci sono 2 scuole tendenzialmente, la scuola italiana e la scuola olandese, secondo me, cioè i migliori allenatori sono venuti fuori da qui. Poi ci sono dei casi sporadici, però quando iniziamo a parlare di allenatori che hanno fatto la storia del calcio, o sono italiani o sono olandesi. Anche perché poi il calcio inglese, di cui viene detto tutto, ma io ero bambino, non volevano fare neanche, cos'è stata l'edizione del
non mi ricordo più quale edizione, loro fino a non so quale edizione non partecipavano alla Coppa del Mondo, no? Perché si sentivano superiori. Poi andavi a vedere il loro gioco, era sempre quello, il solito, cross lunghi per il centravantone alto che segnava così, punto e basta, o il fantasista di fascia. E poi dopo alla fine hanno capito, e infatti nell'ultimo periodo hanno cambiato un po' il gioco negli ultimi 20 anni, ma alla fine se vedi anche Southgate utilizza un gioco abbastanza tradizionale, no? Sono sempre di fascia. Quando parliamo di allenatori inglesi ci parliamo di Brian Clough, che ha vinto le 2 Coppe dei Campioni con Nottingham Forest, poi dice a me Greenwood, cioè non so, adesso onestamente non mi pare che abbiano mai espresso questo fa parte, perché loro sono bravi a vendere i loro brand, e la letteratura che ci sta dietro, che è importante, fatta di grande tradizione, bellissima, che siamo innamorati anche di queste cose, però dopo alla fine non è che devono andare a sopravanzare, sono la loro realtà, mentre invece da noi vengono considerate come punto di riferimento. E la devastazione di quando si sente 2 anni fa il campionato italiano, quando è arrivato Lukaku, no? In Italia, era arrivato anche Ibra l'anno precedente, insomma praticamente siete diventati il cimitero degli elefanti. Poi l'hanno pagata l'anno successivo, perché ovviamente hanno perso in casa la finale di Coppa Europa per Nazioni. Va bene, allora ecco, altre 2 cose, io ti sottopongo 2 personaggi, 2 calciatori per l'una e per l'altra. Sarebbe troppo facile dire Leao per il Milan o non so Lautaro, che è in grande spolvero, l'ho visto giocare con una ferocia e come si dice, una velocità di esecuzione col corpo, di far fuori l'avversario anche solo con la finta. Io vedo veramente Lautaro una crescita esponenziale di questo giocatore, quindi togliamo... Ha fatto un mondiale secondo me buono, ovviamente poi cosa è successo? Ha segnato poco, ha sbagliato in una serie di occasioni e quindi tutti a tirargli la croce addosso. Ma in realtà Lautaro ha fatto un mondiale funzionale alla sua squadra, come Immobile ha fatto un europeo funzionale alla sua squadra. Quindi non sempre il centravanti, è vero, il centravanti che segna è bello, no? Ha fatto 25 gol, ha fatto la differenza. Certo. Però non dimentichiamo il lavoro che fanno, il lavoro che svolgono alcuni giocatori. Cioè, certo, nello spostamento e tutto. Beh, lo vediamo anche con meno gol in Giroud, per esempio, no? Quindi sono giocatori che di sostanza in quello, ecco. Però Lautaro, oltre alla sostanza, integrandosi anche con la seconda punta, con l'altra punta, segna anche. Allora, due giocatori sono questi. Uno, vabbè, questo perché ci sarebbe anche una rivalsa in qualche modo, e a momenti non veniva fuori già la partita d'andata con un palo strepitoso. E l'altro invece è questo, perché è un giocatore che mi sembra che stia prendendo in mano da un punto di vista di sostanza il Milan, se sei d'accordo, ecco, perché Tonali lo vedo sempre molto sul pezzo, anche molto ostico da affrontare. Sì, allora Tonali ha iniziato la carriera in cui tutti lo definivano il nuovo Pirlo, in realtà lui praticamente era più un milanetto, rimanendo comunque sui giocatori comunque che hanno transitato a Brescia. In verità è migliorato praticamente, è forte, non è più neanche un prospetto, ma è una realtà. E quindi comunque una gara di questo genere potrebbe esaltare le sue caratteristiche. Çalhanoğlu potremmo aprire veramente un capitolo, è ovvio che il suo rapporto con i tifosi rossoneri non è dei migliori, utilizziamo un eufemismo, quindi credo che smani dalla voglia di fare la differenza. È stata anche una bella scoperta, anche se è una scelta obbligata, l'ha detto anche Inzaghi nel discorso ovviamente di arretramento in quella posizione del campo. Sì, poi... diciamo che ha espresso delle caratteristiche che probabilmente non ci aspettavamo avesse, cioè si è sacrificato molto e è riuscito comunque a migliorare dal punto di vista della copertura, cosa che è fondamentale, perché comunque se tu sei in campo con 2 attaccanti come Dzeko e Lautaro, come Lukaku e Lautaro, cioè 3 attaccanti, cioè 3 che fanno un po' di fatica a fare
la fase difensiva, che non sarà la fase difensiva che non faceva Icardi, però anche loro non è che si ammazzino, per tornare a dare una mano ai compagni, perché, ripeto, il centrocampo dell'Inter è talmente munito che uno dice, vabbè, tanto c'è Barella, ci pensa lui, se no c'è Brozovic, se no c'è quell'altro, quindi Mkhitaryan che sta facendo, anche questa è una grande rivelazione, perché sta facendo di tutto dal punto di vista fisico, è in grande spolvero, perché non è solo la sostanza, cioè la tecnica, ma è anche la sostanza nell'andare a chiudere. Parlando di Inzaghi, abbiamo intanto salutiamo Nestore Del Boccio. Mi preoccupa la terna arbitrale francese, il Milan è pieno di francesi, non è dietrologia. È venuta fuori questa polemica con una domanda nei confronti di Pioli, che ha fatto finta di essere imbarazzato. Una domanda veramente cretina, mi perdonano le persone che l'hanno formulata, perché vuol dire andare sempre a sfrucugliare su queste cose. Inzaghi poi non ha detto niente in questo senso, poi vabbè, se c'è un retropensiero non è di Inzaghi. No, ma poi soprattutto figuriamoci se a questo livello tu, perché sei connazionale di alcuni, non è il torneo dei bar. Appunto. Ormai, ma anche se allora, una cosa del genere non sarebbe successa 20 anni fa, ma adesso con tutta la tecnologia che c'è, cosa facciamo? Cioè, Giroud da una sberla da Cerbi e l'arbitro perché è stato fidanzato con la cugina a Nuove Spelle. Cioè, ragazzi, Pioli certo si è trovato in imbarazzo anche lui, però sì, ha preferito non rispondere alla fine, ovviamente. Preferivamo un arbitro proveniente da qualche altra federazione meno importante? Dio. Certo. Senti, completiamo con le altre coppe, quindi partiamo da italiano. Fiorentina, quindi hanno perso 2-1 all'ultimo secondo, però insomma ha tutte le possibilità per poter recuperare, no? Cosa pensi? Sì, beh, insomma, adesso chiaramente il campionato svizzero esprime quello che esprime, però il Basilea è una squadra che comunque anche in Champions League ha transitato negli anni passati, comunque non è una squadretta, poi sono delle squadre che vanno a pescare anche calciatori di origine africana, comunque di livello, sono squadre quadrate e di esperienza. Poi la Conference League è un torneo particolare per come si sviluppa, no? Pensate alla Roma lo scorso anno, che è andata a vincere la Conference League dopo aver perso una partita 6 o 7-1 in Norvegia qualche mese prima. È chiaro che se in vantaggio 1-0 prendi 2 gol così nel finale, il blackout, ribalti tutto, ma la Fiorentina ha chiaramente il talento per poter andare a vincere. Non è stata simpatica la polemica scatenata dai calciatori serbi a fine gara con questo ripostare delle critiche nei riguardi dell'allenatore, però può benissimo farcela, anche perché Italiano ha dimostrato di essere un buon allenatore. Il Basilea non è una corazzata, non è l'ultima delle squadre, anche perché se arrivi lì qualche valore ce l'avrai. Ce l'hai per forza in ogni caso. Beh, comunque finale di Coppa Italia e semifinale di Conference League, tutto sommato deve mettere a posto un po', forse è partito troppo male nel campionato italiano, ecco, magari qualcosina doveva rimettere a posto. Poi andiamo a vedere invece Mourinho, che Mourinho se arriva in finale e va a vincere questa Europa League, ragazzi, a Roma gli fanno il monumento veramente sotto Castel Sant'Angelo. Sì, beh, Mourinho è il solito, nel senso che comunque riesce a tirare fuori il meglio. Poi tutte le conferenze stampa di Mourinho sono sempre particolare effetto, ma lo vedo molto in forma anche dal punto di vista dialettico negli ultimi tempi. Ha regalato un paio di conferenze stampa spettacolari, compresa quella di Monza, in cui ha parlato del registratore che si è portato in panchina per Chiffi, mentre facesse questa stampa, tu diceva si sta superando. Poi però ha fatto ancora meglio, no? Lui manda questi messaggi alla dirigenza, fa capire, insomma, nello stesso tempo fa capire anche che la sua esperienza a Roma potrebbe finire, perché non mancano le proposte, no? Il suo nome per esempio è stato accostato per il Saint-Germain, che chiaramente il prossimo anno cambierà di nuovo, alla ricerca di questa Champions League che insomma, a cui il Paris Saint-Germain è andato vicino di recente e che secondo me per vincere deve avere
sulla panchina uno che sappia come si vincono. Mourinho lo sa, cioè, perché comunque l'ha vinta con l'Inter e l'ha vinta anche con il Porto, non l'ha vinta con il Real Madrid, lì c'è stato bisogno di Ancelotti per arrivare alla famosa decima. Poi Era un Barcellona troppo forte, lui è riuscito per grazia ricevuta a vincere una Liga durante il periodo, l'interregno del Barcellona, è stata durissima, Scusa? L'interregno messiano di Messi comunque, quando c'era Messiano, certo. Presidente lì era abbastanza su Suarez, Messi, Neymar. Io voglio capire una cosa, apriamo una piccola parentesi sul Paris Saint-Germain, ma non si sono stancati di prendere dei giocatori un po' figurina? Ma vabbè, Messi aveva una valenza anche per il Qatar, ovviamente, con un pallone d'oro, il 7° pallone d'oro, ridicolo. Sento che è candidato all'8° pallone d'oro, mi vengono i capelli dritti. Devo dire la verità che dovrebbero anche smetterla, no? Di andare in questa direzione. Hanno preso determinati giocatori che negli anni anche interessanti da mettere nelle posizioni giuste, però se dopo non riesci a centrare la Champions League, che ci giri sempre attorno, vuol dire che hai veramente un grosso problema, perché vincere il campionato francese ormai è acclarato, no? Sì, tra l'altro così facendo hanno rischiato anche di limitare molto Mbappé, che è un giocatore straordinario, perché comunque Mbappé quando c'è Neymar in campo fatica. Poi sappiamo che comunque quando in uno spogliatoio con tutte queste prime donne non è facile che vadano d'accordo. Poi hanno fatto questa scelta anche un po' particolare, quest'anno della panchina Galtier, cioè hai dei super nomi, certo Galtier aveva fatto bene prima, però tra l'altro Galtier, che non molti sanno, giocò nel Monza nei tempi qualche anno fa, e che probabilmente verrà esonerato, perché poi c'è stata questa sgradevole polemica su queste frasi che gli sono state attribuite, che poi chiaramente lui ha smentito. Comunque alla fine insomma, non sarà Galtier l'allenatore del Paris Saint-Germain il prossimo anno, però è vero, hai ragione tu, con le figurine non vai da nessuna parte, perché comunque quando tu hai uno spogliatoio in cui ti trovi contemporaneamente. No, poi l'hai detto tu, ogni anno cambiano una guida tecnica, cioè adesso va bene tutto, l'allenatore, vabbè, insomma, uno dice lo cambi perché cambiare Neymar o Mbappé è difficile, però l'allenatore, se un minimo di costanza, 2 o 3 anni, tienilo, ma fidati però di quel progetto, non manca proprio la progettualità, no? Quindi che forse c'era un po' all'inizio quando è arrivato Ancelotti, c'era un po' più di progettualità con certi giocatori. Vabbè. Sì, però il paradosso è che devi sperare davvero che uno dei tre si faccia male, perché come fai a farli giocare assieme? Cioè il Messi che stiamo vedendo a Parigi è un turista. È la brutta copia di quello che è un turista, lo sa benissimo, ma lui non si impegna neanche, secondo me, non più di tanto. Adesso vediamo, speriamo che, cioè adesso non voglio dire, vedremo se andrà anche lui in Arabia Saudita, e a quel punto sarà completamente finita l'epoca che ci ha accompagnato negli ultimi anni. Ecco, quest'epoca non è stata un'epoca un po' troppo spinta dagli sponsor, perché in fin dei conti in questo periodo storico tra i 5 palloni di 5 o 4, mi ricordo più, di Cristiano Ronaldo, 5 di Ronaldo, sì, e i 7 di Messi, credo che magari qualche Benzema l'avrebbe potuto vincere prima. Lewandowski, anche Lewandowski sì, basta. Indubbiamente ha fatto gioco a molti, no? Sai, questo dualismo, il fatto anche perché 2 giocatori particolarmente diversi dal punto di vista caratteriale, quindi comunque poi alla fine non riuscì neanche a parteggiare per uno o per l'altro, a dire il vero, perché comunque hanno legato realmente le loro epopee a dei club che comunque però vabbè, ci sono le simpatie. Io rimarrò sempre per Messi, perché gli ho visto fare delle cose che l'altro neanche se le può aspettare. È vero che Cristiano Ronaldo è un giocatore che si è costruito all'inizio della carriera, quando è venuto anche a San Siro, mi ricordo, era veramente molto difficile da marcare, tutto quello che si vuole, però Messi è talento, insomma, lo vedi da sì, diciamo che Cristiano Ronaldo non ha il talento di Messi, però io voglio dire che sia un fan di Ronaldo, però
ti racconto un'esperienza personale. Io ho visto Ronaldo nel 2004, anzi scusa, nel 2008 agli europei, quando si allenava a Neuchâtel in Svizzera, però hanno aperto al pubblico gli allenamenti del Portogallo, e vedere Ronaldo come si rapportava con i suoi connazionali me l'ha fatto stimare tantissimo. Cioè, ho visto comunque una persona molto più umile di quello che sembri, cioè, perché comunque è facile, cioè, vedere se fare il caratteriale, avere un brutto carattere, ma vedere lui si fermava con i tifosi portoghesi, regalava le magliette, scherzava, rideva, cioè, è un calciatore del popolo. Alla fine comunque lui è amato, quindi penso, hai fatto bene a dirlo, perché effettivamente gli rende omaggio e onore da questo punto di vista, quindi lo trovo proprio dal punto di vista proprio calcistico un giocatore che si è costruito bravo fisicamente, punto, però finisce lì, ecco, insomma. Esatto. È il giocatore moderno, attenzione, è il giocatore moderno. Infatti io quando dico il calcio è andato dal punto di vista fisico troppo in là, abbiamo perso il talento, abbiamo perso la tecnica individuale, quindi tutto sommato il punto di riferimento per le giovani leve è Cristiano Ronaldo, perché riuscire a trovare il talento, se non ce l'hai non ce l'hai, insomma, no? Non ce l'hai. Cioè, lui ti ha spiegato come lui, cioè, comunque la sua missione, al di là di tutto, è stata importante. Lui ti ha spiegato come con il lavoro tu possa arrivare al livello di gente che ha un talento incredibile. Certo. Però non ce l'hai quel talento lì. Alla fine è come se vai in discoteca, se il tuo amico è più bello, cucca il tuo amico. Poi, vabbè, diciamo che non è che stiamo parlando di talento, ma stiamo parlando di un talento estremo come quello di Messi, ma non è che Cristiano Ronaldo non avesse talento suo personale, ovviamente. Va bene, torniamo all'ultima coppa, e quindi l'altra squadra che forse ti può interessare, non lo so, vediamo qua, e quindi abbiamo Allegri, e quindi in Coppa devi andare a recuperare questo risultato, indubbiamente. La squadra ostica, perché quante Europa League ha vinto? 5, 4? Tantissimo. Una squadra che quando poi arriva in finale, comunque si vive sempre la squadra, è difficile affrontare, e vince. La gara di andata è stata particolare. Alla fine la Juventus ha ciuffato il pareggio finale, tanta confusione secondo me da parte della squadra bianconera, eppure la Juventus non può fare altro che puntare su quello, perché comunque con questa spalliamo vede la sentenza che arriverà, e che tra l'altro, ecco, questo sì, quando parliamo di calcio italiano che però non funziona, questa cosa dobbiamo dirla, cioè non è possibile che al 15 maggio noi ancora non sappiamo se per andare in Champions League deve arrivare quinto o quarto. Questa sì, questa è una cosa negativa del calcio italiano. In altre nazioni l'avrebbero risolta subito. Sì, durante il campionato non puoi arrivare a falsare in questi termini. È anche vero una cosa, che molte volte abbiamo assistito a dei procedimenti di natura di processo sportivo, insomma, e anche penale, che capitava appena finito il campionato, l'ultima, perché in quell'interregno lì scoppiavano tutti i bubboni. Questa volta qua è scoppiato prima, ma qua evidentemente la situazione è molto allargata, è molto pesante, molto complessa, ed è complessa, no? Quindi con tanti elementi, e la Juve stessa chiaramente utilizza tutte le armi per cercare di uscirne nel migliore dei modi, o con appunto pagando meno di questo. Esatto, con i meno danni possibile. Con meno danni possibile, certo. Quindi vabbè, insomma, però ecco, non consideriamo questo, consideriamo la parte sportiva. Comunque, nonostante le problematiche in stile Pogba o Di Maria che pensava ai mondiali, e poi comunque mancanza di alcuni giocatori, una squadra che doveva spostarsi sull'esperienza di questi giocatori, invece è venuto meno. Lui ha dovuto recuperare dei giovani, e tutto sommato per necessità è riuscito ad arrivare, ovviamente con i giovani e con alcune scelte. In primis penso a Rabiot, che è diventato un po' il faro, no? del gioco del centrocampo, e anche Locatelli davanti alla difesa. Io credo che questa sia la cosa che in fin dei conti dovrebbe dare onore, insomma, rendere onore ad Allegri. Sì, perché comunque la struttura, adesso facendo io ragionamento, faccio adesso con i miei amici, io sfido comunque una grande, ma anche una media del calcio europeo
ad avere 3 brasiliani in difesa. Cioè, questa è veramente una cosa, secondo me è incomprensibile, ma neanche in Brasile hanno 3 difensori brasiliani in Non ci difesa. ho pensato, è vero, non ci ho mai No, pensato a questa. è pazzesco, cioè è pazzesco, è una cosa pazzesca. Quando tu strutturi una squadra in questa maniera, paghi Bremer 50 milioni solo perché ne hai presi 110 per De Ligt, allora c'è qualcosa che non funziona. Cioè io onestamente quando vedo o la difesa 3 o la difesa 4, quando vedo una difesa 4 da Juventus e chi metti in mezzo, ma quando hai 2 esterni bassi, comunque laterali bassi, i 2 terzini una volta, che sono Quadrado e Alexandro, tu sei vulnerabilissimo, lo sarai sempre. Quindi secondo me una squadra, cioè, che storicamente aveva sempre basato i suoi successi sulla solidità della difesa, che si presenta una difesa che può prendere gol da un momento all'altro sempre, ha sradicato completamente il suo DNA. Quindi è secondo in Però il classifica. problema non è la difesa, No, sì, non è la difesa, in realtà però, sai, quando tu è grazie alla difesa che la Juve è riuscita a rimanere a galla, perché se guardi i no, gol, certo, no. cosa siamo? Certo. 1, 2, 3, 4, quinto attacco, quinto Sì, attacco. sai, alla fine purtroppo ha avuto il problema Chiesa che gli infortuni Seconda difesa e quinto attacco. L'hanno molto condizionato, no? Hanno molto condizionato gli infortuni di Chiesa. E poi Vlahovic non è mai riuscito. C'era questo meme famoso su Allegri, datemi Haaland, riuscirò a far giocare male anche lui. Ecco, qui bisogna capire un attimino, perché comunque non si ha l'impressione che Vlahovic venga servito come andrebbe servito. Beh, era stato preso Di Maria appunto con questa logica, no? Quindi, sì, e poi c'è Kostic a sinistra che mette sempre dei bei palloni. A me pare che Vlahovic non sia questo grande fenomeno, è stato azzardato un po', però d'altronde chi vai a prendere? Se ti manca una punta, chi vai a prendere a una certa cifra? 70 milioni era già andare a prendere e pagarlo tanto. Ecco, però sai che se Vlahovic va a giocare in Spagna ti fa 25 gol, secondo me. No, però deve parlare della nostra realtà. Certo, il problema è quello che a volte ci si dimentica che comunque quando tu vai in campo e vai a giocare contro un Inter, per esempio, un Acerbi che non è giovanissimo, a Vlahovic qualche problema lo crea. Ci sono questi attaccanti, questi difensori di esperienza che solo noi abbiamo in Italia, cioè comunque giocatori che al di là dei vari Nesta, Cannavaro che abbiamo avuto, Baresi, ma tanti hanno fatto la differenza. Sai una cosa, io in Vlahovic non vedo il giocatore che di personalità, che quindi a un certo punto, cioè paradossalmente a me Icardi non mi è piaciuto, però vedevo comunque un giocatore che rompeva le scatole ai suoi stessi compagni e proprio tirava molto la squadra, ovviamente anche perché poi l'allenatore puntava su di lui, e che quindi gli improvvigionavano tanti palloni. Forse è il gioco in qualche modo, però in teoria a destra ti arriva in un certo modo tra Quadrado, Chiesa quando c'è, a sinistra c'hai Kostic che veramente fa un buonissimo lavoro. Il tridente di Maria, Chiesa, Vlahovic è di livello internazionale. La carta non è male. Sulla carta, e se non funziona perché? Perché forse è un gigante con i piedi d'argilla questa Juventus. È vero che la difesa prende tanti gol, ma secondo me il centrocampo è costretto ad aiutare la difesa e alla fine non riesce. Cosa faresti? Adesso, al di là di quelle che potrebbero essere le sentenze l'anno prossimo, eccetera, eccetera, cosa faresti di cambiamento? Rimane in Serie A, va magari anche in Champions, mettiamolo così, che non succeda nulla da un punto di vista processuale, penale. Cosa dovrebbe fare? Cioè, il primo anno di Allegri è stato un anno in cui era tragico. No, trovi una squadra orrenda.
hanno preso dei giocatori per alzare il livello e se uno si è fatto male, l'altro tentennava, non giocava benissimo, il Chiesa non è rientrato, è stata un po' una tragedia iniziale, poi ha trovato la quadratura del cerchio, adesso però il terzo anno devi fare lo scatto in avanti, no? Cosa dovresti fare? Allora, l'Allegri 2 è nettamente inferiore all'Allegri 1. L'Allegri 1 alla Juventus, tra l'altro un Allegri 1 che scaturiva da questa rottura improvvisa con Conte, che ha portato comunque con la Juventus, al di là dal fatto che ha continuato a vincere scudetti, ma 2 finali di Champions League. Perse poi, però 2 finali di Champions League. Però le ha fatte, certo. Però le fatte. Ma io ti dico, guarda, io sarei per la rivoluzione. Cioè, io credo che la storia di Allegri con la Juventus... Poi c'è un discorso... Cambia l'allenatore. Io sinceramente credo che per la Juventus sia venuto il momento di rivoluzionare tutto, e io adesso non voglio fare quello che è rimasto impressionato ma io per esempio azzarderei un Palladino, un allenatore giovane, cioè tu devi una Juventus che gioca come ha giocato quest'anno, cioè male, ha bisogno di fare almeno una prova, perché se l'anno prossimo le cose vanno come un po' pensiamo tutti, perché comunque difficilmente la Juventus l'anno prossimo ragion di più che ci vuole un Palladino allora l'anno prossimo difficilmente farà le coppe europee, secondo me. Poi in campionato italiano bisogna vedere con quanti punti parte, sarà un anno zero. Cosa fai? Cioè con Allegri in panchina per arrivare cosa? 12°? Magari ti danno 15 punti? Sì, non è anche escluso che ci sia una penalizzazione che lo porti completamente alla serie cadetta, c'è anche un'ipotesi del genere, pesantissima. A quel punto lì cosa fai? Arrivi con... Allora, poi chiaramente qua siamo agli azzarri, se il primo giro quanti erano? 17 punti, non mi ricordo più quanti, perché ho perso il conto. Cioè, probabilmente sì, chiaramente bisognerà anche un po' secondare l'UEFA. L'UEFA, a mio parere, deciderà per l'esclusione delle coppe. Sì, quindi a quel punto cosa fai? Cioè, no, anche perché poi, scusami Mauro, diventerebbe anche un precedente per tutto il comparto europeo, che se tu brighi a livello contabile e non ti iscrivi, è uno dei fondamenti, no, di un'iscrizione a un campionato. Sì, l'UEFA che vabbè, a volte potrebbe fare delle analisi anche su altri club. Assolutamente. Però vabbè, quello adesso non apriamo il dibattito, però in verità secondo me più anno zero del prossimo per la Juventus qual è? E tu cosa fai? In un anno zero vai avanti con l'allenatore che hai già avuto per 7-8 anni. Ecco, ti faccio vedere, scusami, questa immagine. Quello a destra è deputato ad arrivare a Torino, però due cose. Uno, forse perché c'è bisogno di una testa che vada in quella direzione, però ci deve essere anche un presidente e ci deve essere anche un allenatore. A Napoli stanno sfaldando, secondo me stanno creando un grosso problema. Non so come mai non riescono a vivere le cose nel migliore dei modi, ecco. Quindi qual è il tuo pensiero? Ma la cosa più incredibile è che il Napoli ha vinto lo scudetto dopo aver perso, secondo me, il giocatore più forte visto in Italia negli ultimi anni, cioè Koulibaly. Che questa mi ha veramente sorpreso. Io Koulibaly credo sia un difensore che, se fossi la Juventus, cercherei di riportare subito in Italia al volo, perché ormai l'epopea Bonucci è finita, ma secondo me l'epopea Bonucci è durata il tempo anche troppo, forse. Sì, ma di quando lui giocava con Barzagli e Chiellini, anche io e te faremo la nostra porca figura, sì. una difesa tre. Hai ragione. Quindi sai, poi è diverso e quindi secondo me sì, è vero. Poi sai, Spalletti è un carattere personale. Il problema è che si inizia già a parlare di Osimhen da cedere, De Laurentiis, che secondo me ha fatto passi da gigante dal punto di vista dialettico quest'anno rispetto agli anni precedenti. È stato zitto, forse è stato zitto. è stato bravo, mettiamola così. Però sì, è vero, cavolo, hanno vinto lo scudetto, non l'hanno meritato, di più, hanno dominato questo campionato, perché poi inutile. Sì, possiamo stare a dire gli altri non hanno reso, capita di non rendere, però il Napoli è stato più forte, anche se se altri avessero reso avrebbe vinto lo stesso il Napoli lo scudetto. Quindi comunque... con meno punti, però era anche veramente piacevole alla vista, e per un pelo, se non si fa male Osimhen, probabilmente ci sarebbe un'altra semifinale.
Sì. Senti, quindi Giuntoli ci vorrebbe insomma comunque una testa importante nell'andare a prendere i giocatori giusti. Sì, ma dirà, io credo che sia stata sconcertante la scelta di separarsi con Marotta. Marotta non sarebbe venuto via dalla Juventus. Cioè qui purtroppo si è pensato, secondo me la dirigenza juventina ha pensato ormai vabbè Marotta ha fatto il suo dovere, tanti giocatori vengono a bussare alla nostra porta, perché poi ricordiamo tutto da dove nasce la rivoluzione juventina, nasce da Tevez, cioè l'acquisto di Tevez è stato quello che ha riportato la Juventus ad uno spessore internazionale. Certo. E quindi poi da lui, ma poi cioè, onestamente Agnelli, Nedved, a me Nedved non ha mai convinto nella maniera più assoluta, quindi comunque non arriva bene. Cioè si erano trovati con delle scelte strane. Sì, è mancata la progettualità, no? Dopo Marotta e poi l'avvento di Cristiano Ronaldo col Covid ha scompaginato tutto. Senti, andiamo a vedere invece il prossimo turno di campionato. Qua abbiamo gli ultimi 3 turni, quindi 36, 37, 38esima giornata. Sassuolo Monza, Cremonese Bologna, Atalanta Verona, Milan Sampdoria, Lecce Spezia, poi abbiamo un Torino Fiorentina, un Napoli Inter, un Udinese Lazio, Roma Salernitana, Empoli e Juventus. Chi rischia di più in questo turno qua, tra virgolette, è l'Inter. Perché l'Inter non puoi pensare che il Napoli vada a perdere ancora un'altra partita. L'Inter ha bisogno di punti, il Milan incontra la Sampdoria, Juventus va bene, la consideriamo, però c'ha l'Empoli, anche se l'Empoli è impelagato, la Roma incontra la Salernitana che è già salva, l'Atalanta incontra il Verona, però l'Atalanta si è già suicidata. Sì, allora guarda, ormai l'Empoli stasera fa qualche punticino con la Sampdoria, ma comunque l'Empoli è tranquillo, anche perché poi... Sì, appunto, 38 punti a 8 sì, punti di vantaggio, certo. Poi il Verona si è nuovamente impantanato e tra l'altro domenica c'è Lecce Spezia, quindi qualcuna non prende punti, quindi comunque l'Empoli qua, certo, Lecce probabilmente Spezia sarà virtualmente salvo, quindi sì, è un campionato che sembra finito anche in coda, con lo Spezia che sembra destinato alla retrocessione, invece grazie anche al Torino e al Vincere Verona ha di nuovo delle chance di però appunto Spezia e Verona, se lo Spezia batte il Lecce si ritrova, e il Verona andasse a vincere paradossalmente a Bergamo, il Lecce si ritrova in un solo, vabbè che poi mancano ancora 2 partite, però è dura se la giocano queste 3, Sì, guarda, a me dispiace per la Cremonese perché la Cremonese comunque con Ballardini avrebbe potuto forse lottare per la salvezza, invece di fatto la Cremonese ha perso troppi punti all'inizio e poi invece il capitolo Sampdoria quello è veramente un brutto capitolo del calcio italiano, perché comunque è una cosa... sono successe cose che probabilmente noi non riusciamo neanche a capire, diciamo, sì. dalla prima cessione societaria, ecco, mettiamola così. Da Garrone a Ferrero. Esatto, sì. Da lì in poi è successo qualcosa di... Con le quote date, gestite, gratuite, non mi ricordo più che cosa, insomma, vabbè, non sappiamo bene come stanno le cose. Ecco. Per il secondo anno di fila perdiamo il derby di Genova, perché comunque per una Sampdoria che retrocede il Genoa è tornato su e chiaramente... Pensa che, vabbè, io qualche anno mi è capitato, sai, ormai sui social capitano delle immagini, il calcio di Serie A di una volta, no? Fanno vedere un'immagine della Sampdoria del 1972, credo, una cosa del genere, e riguardo i nomi, che erano tra parentesi le figurine che seguiva all'epoca, c'era la maglia splendida, proprio quell'azzurro con le 3-4 strisce, lo scudetto al centro, c'era Battara, c'era Lippi, c'era Casone, c'era Suarez, c'era Lodetti, c'era Nicolò,
c'erano tutti questi giocatori che salvi, giocatori che veramente bravi, oppure delle stelle in caduta libera come Suarez, che però andavano in una realtà, in una città che poi dopo fecero anche comunque bene, no? In quell'anno. Vabbè, l'ultima cosa che ti domando di queste partite, qual è andresti a vedere, diciamo, come per interesse di quelle che appunto della 36esima giornata? Guarda, ti dico, io ero tentato di andare a Reggio Emilia del Sassuolo Monza venerdì sera, ma non ci vado e credo che sia una gara che potrà rivelarsi interessante. Torino-Fiorentina, dipende molto da come va la Fiorentina in Coppa. Se la Fiorentina viene eliminata andrà a Torino rabbiosa, ecco, e potrebbe nascere una bella gara, questa sfida tra Sì, Judice e l'italiano. Perché il Monza comunque punta alla Fiorentina, ovviamente, no? La posizione quell'ottavo posto, grande lustro sarebbe. Sì, no, ma poi il Sassuolo a me piace molto come gioca il Sassuolo, mi piace molto Berardi, che è un giocatore che sarebbe bello vedere almeno per un anno una grande, per vedere veramente se è un grande o se è un grande solo con le piccole. Dionisi è un buonissimo allenatore, secondo me, veramente un allenatore che merita, secondo me, una big sia per come... È un altro dei papabili della Juventus, girano voci, quindi sì, sì, si prego. accostano i giovani, no, alla Juventus, chiaramente, Sì, perché... Senti, vediamo due ultime considerazioni. Vittorio Romagnoli, lo salutiamo. Quanti problemi e congetture inutili. L'Inter è più forte del Milan, dovrebbe suicidarsi, ma non credo proprio. Qua abbiamo Nestore del Boccio, che è sempre molto sul pezzo. Suarez fece una partita straordinaria contro l'Inter, finì 4-4 se non ricordo male, ed era sempre grande, e poi dice anche che il Napoli è crollato. Vabbè, però adesso io non voglio fare l'uccello del malaugurio, però io non sono giovanissimo ormai, mi ricordo comunque un Inter che vinse 2-0 in casa del Bayern Monaco e poi perse 3-1 in casa, e tu te lo ricorderai sicuramente. Credo Quindi... proprio di sì. Stavo andando a giocare a calcetto, e eravamo in macchina, ha segnato Berti 2-0 e poi andai a San Siro, e quindi mi ricordo ancora quella sostituzione lunga Trapattoni che diceva a Rocco entra, e questo non entrava, abbiamo giocato in 10 e in quei 5 minuti abbiamo preso 3 gol e Rocco ancora non era pronto. Quel gol di Berti che ci è stato fatto vedere 50.000 volte, il gol di Berti, la famosa cavalcata dell'Olympia Stadium. Fantastico. Comunque, per dire, adesso nel calcio i suicidi esistono, non sarebbe un suicidio. C'è anche Istanbul del Milan, e c'è anche quello da Manchester United del 2000 del Champions League con il Bayern di Monaco, con Sheringham e Solskjaer. 2 gol dopo il 90esimo, insomma, quindi vabbè, sì. Non tiriamocela per chi è di fede interista, però tiriamocela per il fatto che abbiamo fatto una bella trasmissione. Che calcio che fai. Invece ringrazio quindi ovviamente Mauro Corno, siamo arrivati alla fine della nostra trasmissione. Mauro, grazie. Grazie a te e in bocca al lupo per domani. Ok, non perdiamoci di vista, ecco. Va bene, dai, alla prossima, ti ringrazio. Ciao a tutti. Mauro Corno di Sporta.it, grazie, ciao. Ecco, aspetta che c'è un altro commento velocissimo, ma con il nuovo regolamento come vengono considerati i gol? Niente, non valgono doppio, Nestore, quindi vai tranquillo che domani bisogna fare una partita assolutamente a tutti i costi, con veramente testa, forza e cuore, ovviamente. In questo poi alla fine vinca il migliore. Se il Milan riuscirà a sopravanzare il verdetto di 2 gol e riuscire ad arrivare magari ai tempi supplementari o che cosa, insomma, la partita segnerà ovviamente un momento storico, e quindi staremo a vedere chi piangerà alla fine oppure riderà. Grazie per aver seguito Che Calcio Che Fa. Come al solito ci vedremo settimana prossima e speriamo con dei risultati a livello sportivo italiano molto interessanti. Grazie, buona serata.